Eccomi qua, sono il mago Cutufafà. Prevedo passato, presente, futuro e mi sto accezzando per il participio. Leggo i fondi di caffè, di tè, di me senza un becché. Leggo il passato prossimo e il passato di pomodoro, leggo il futuro e condizionale, leggo le istruzioni per l'uso, le controindicazioni e da oggi, solo per voi, leggo la mano, il piede, le costole e leggo pure il labiale. Sono il mago d'Oriente che tutto sa ma non conta niente. Avanti il primo! C'è permesso? Prego, si accomodi. Buongiorno, signor Mago. La seguo sempre in televisione. Che piacere conoscerla dal vivo. E perché mi voleva conoscere molto? Buona, cominciamo, signorina. S'accomodi, prego. Grazie, signor Mago. Solo lei mi può aiutare. Voglio fare l'attrice. E siccome mi servono i soldi, sono venuta da lei. E allora sbagliasti, Bedda. Casi leggono i gatti. E appunto pegatti, Vinni. Sono venuta per chiederle se il mio sogno si può avverare. E veremo. Arruminami gatti. Catte cattuzze, siete sinceri con questa ragazza sognatrice? Potrà mai fare l'attrice? Sì, Cosa? Non influenzi le gatte? Allora, vedremo. Prima gatta. Aso di mazze. E ora come ci vai? Beh, ci riscio carico ci ho messo io. Ma che significa come ci vai io? Che stiamo giocando a briscola? Mi scusi. Allora, per diventare attrice basta poco. Ci vuole un coppo di fortuna, insomma. Lei sa cuccare. Ma ora non hai un sonno. Signorina, chi fa? Fa finta di non capire. Se vuole una parte, deve concedere la sua parte. E quale parte? Ti darà la trinca. Va bene, va, sarò più chiaro. Lei una mattina si veste un po' più provocante, con una bella scollatura, tutta para, che fa virre tutti i minni, va? I minni? I minni. Avevi ragione. In effetti non c'è molto materiale qua da usare, Certo, va bene. Possiamo utilizzare a sciappa. E se mi menda a sciappa, non gummocchio magari due dannicchia? Ma quale sciappa? Che capita sciappa? No, io per sciappa voglio dire da cosa che chiamano reggiseno imbottito, che chiano tutto coso, bacconcino. Ah, voleva dire il push-up. Un push-up, kiddo, un push-up. E poi, signorina, deve avere le labbra in evidenza. In evidenza come, scusi? Non In capisco. in evidenza, tipo la bocca della Sant'Anghè, in evidenza. E poi era così, non si scordassi, una cosa importante. A minigonna, i tacchi a spillo e le calze a rete. Ecco la seconda carta. Aso di spade. Ma tutte la sa mia. Non è meglio, non vedere come è affilata la lama? E che significa? E le carte vanno interpretate secondo la mia interpretazione trascendentale. La rama rappresenta il filo del rasoio. Ma io non uso il rasoio per depilarmi. Mi faccio la ceretta. Non è chirienno, beda. Filo. Che ti ricorda filo? Filo della luce? Buoni siamo. Filo del telefono? Il filo delle mutandine. Lei che mutandine porta? E a lei chi ci interessa? Insomma, lei vuole o non vuole fare l'attrice? Sì, certo, con tutta me stessa. Appunto. E chi sta serve? Indosso un normale slip. Normale slip. Facciamo a fare con un normale slip. Non va bene. Devo usare il perizona. Ah, ho capito, vuole dire tanga. Tango, come si dice. Sta a mentire un filo e basta. Avanti. E poi? E poi non deve parlare, deve agire. Ma sicuro? Sicurissimo. Fare l'attrice è facile, basta che ti spogli. Non hai visto la televisione ogni sera tutte le specie di attrici che fanno i fiction? E ce ne fosse una che sapeva recitare, che ci potesse fare una lista. Ma si è mai chiesta come fanno? Po' filo fanno, si mentono un filo. Ma se sono scarse il regista come le prende? Come gliele prende? Ma io mi vergogno. E allora levaci mano, cancia misteri. Ma lei che mago è che infrange i sogni di una ragazza, toglie le speranze? Forse non sono stato chiaro. L'unica cosa che t'ha a levare sui Robin Ingodo. Se ti levi, vinci magari l'Oscar. Parole di Cutufafà. E ora, Bedda, levati ricca.